Tutto è pronto a Trieste per la 45esima edizione della Barcolana, la più grande regata del Mediterraneo, ma soprattutto una festa della città, sia in mare sia a terra, dove nel villaggio sulle rive da giorni si susseguono le numerose iniziative e le immancabili passeggiate di triestini turisti. Nonostante la crisi, la Barcolana resiste, modifica leggermente il percorso per minimizzare il rischio di collisioni alla prima boa, istituisce la classe crociera e si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati. Devo dire che nonostante il tempo che sicuramente non ci ha favoriti e la crisi in atto, il numero delle iscrizioni è sempre ad alti livelli. Fra gli iscritti molti saranno i partecipanti provenienti dal Veneto. Impossibile ancora fare delle stime, ma gli organizzatori assicurano che sarà una vera ondata. Da Eraclea Mare il porto è Mariclea, siamo partiti giovedì sera e siamo fermati a Grado e poi siamo venuti qua direttamente. Stiamo togliendo l'ancora come da regolamento, poi dovremo mettere sul mascone il numero, abbiamo il 295 e il numero sulla randa, la facciamo asciugare un po' perché è zuppa d'acqua e verso sera mettiamo i numeri per la regata di domani. Alla vigilia si pensa ai preparativi, in mezzo al golfo vanno in scena gli ultimi allenamenti, a terra invece arrivano fra gli stand del villaggio Barcolana i primi volti noti, solo all'ultimo decideranno se gareggiare o meno. Vediamo, se è possibile, sì, ora ha smesso di piovere, quindi se posso permettermelo, se il tempo me lo concede lo vorrei proprio fare, cioè non si può venire a Barcolana e non salire su una barca.